Allora, Rosanna Bettella, avevamo detto problema quindi del potere d'acquisto, più pesante per chi è da solo, senza figli over 65, sempre pesante, però per fortuna non raddoppia per la coppia, però teniamo conto che la coppia non vuol dire la somma di due pensioni, ma anzi normalmente c'è la donna che prende molto meno di pensione. Certo. DL aiuti bis, che cos'è? Sì, praticamente è il decreto legislativo che adesso cerca di venire incontro a queste situazioni, no? A trovare delle soluzioni per affrontare questa situazione così che colpisce davvero. Quando è uscito questo? È recente questo? Sì. Quindi che cosa prevede? È ancora un decreto legislativo, per cui insomma dovrà esserci l'attuazione. Ha effetto immediato, però non è legge, ecco, è un decreto legislativo appunto. Però è di emergenza e per far fronte appunto a questi aumenti. Dicevo che abbiamo un sistema di rivalutazione delle pensioni che negli ultimi anni praticamente ha prodotto pochissimo di aumento e di rivalutazione delle pensioni, perché non avevamo inflazione così alta. Quest'anno è schizzata e si parla che insomma, siamo sull'ordine appunto dell'8% di inflazione. Automaticamente anche le pensioni da gennaio 2023 avranno un aumento di quest'ordine. A novembre di solito esce il decreto che stabilisce la mediana rispetto all'inflazione. Qui voi avete fatto una simulazione. Su quale base? Allora, proprio perché questa inflazione è schizzata non negli ultimi mesi dell'anno, ma è cominciata dopo appunto lo scoppio della guerra, quindi all'inizio dell'anno, no? da febbraio in poi, il rincaro e l'inflazione la stanno subendo da allora chi ha poco e chi ha un salario basso ha una pensione bassa, e quindi questo decreto, su nostra richiesta, perché abbiamo avuto degli incontri che poi sono stati interrotti purtroppo dalla caduta del governo, ma avevamo già messo sul piatto le nostre richieste e l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito insomma in ogni situazione. Verrà fatto un anticipo di questa rivalutazione da ottobre, quindi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ecco, rivediamo la slide, l'anticipo di rivalutazione del 2%. Una rivalutazione e anche l'applicazione del conguaglio, della diversa rivalutazione tra il 2021 e del 2022. Praticamente nel 2021 era stata applicata una rivalutazione dell'1,7%, invece praticamente a fine anno si è accorti che invece questa inflazione era dell'1,9%, per cui lo 0,2 viene dato adesso a ottobre, ma con effetto retroattivo, quindi per tutto il 2022 avremo questo compenso. E in più un anticipo sulla rivalutazione, ipoteticamente l'8% di rivalutazione che avremo a gennaio, hanno previsto un 2% di anticipare sempre ottobre, novembre e dicembre. Quindi sostanzialmente qui stiamo nell'ordine. Quindi qua abbiamo una pensione media mensile di 500 euro, c'è un anticipo di rivalutazione, questo 2% al mese, di 10 euro, quindi ottobre e dicembre, e un riconoscimento anticipato di quel conguaglio che dicevo di 1 per 12 euro sarebbero al mese, per un totale lordo senza tredicesima di 42 euro. Ah, senza tredicesima e quattordicesima. Quindi se invece c'è una pensione media mensile di 1000 euro, sarà di 84 euro, sempre lordo, stiamo sempre parlando di importi lordi, di 1500 lordo un aumento di 126 euro lordi, di 2500 di 201 euro lordo. Quindi chiaramente non è anticipato tutto quello che stiamo pagando. Infatti però, vediamo insomma, la slide successiva. Si comincia a dare una risposta. Ci chiedo anche lei un po' il commento. Ecco qua, la valutazione che fa il sindacato. 2,7 miliardi su 17 sono destinati a sostegno di redditi da lavoro dipendente e pensioni.
solo 2,7 miliardi, voi sottolineate. Sì, perché lo si è visto chiaramente dalla slide precedente. Diciamo una pensione di 1.000 euro avrebbe, diciamo, una sorta di una tantum, insomma, di 84 euro contro gli aumenti di spesa che abbiamo visto prima per diciamo un over 65 che vive da solo, che ha oltre 200 euro di spese in più al mese, o la coppia che abbiamo visto prima, 270 euro. Quindi quello è il dato degli aumenti derivanti dal meccanismo inflattivo e le cose che abbiamo affrontato prima, e quindi questo è il costo che pagano le persone. Si guarda quel costo e si guardano questi incrementi e si capisce che c'è una distanza abissale. Certo, interrompo solo un secondo perché se non erro c'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Chiedo conferma, c'è la telefonata? Pronto? Niente. Vabbè, mi ridaranno la telefonata, forse è caduta nel frattempo. Ecco, quindi diciamo, questi sono i numeri che riguardano le singole persone. La slide che abbiamo appena visto invece è il dato complessivo, e cioè i 2,7 miliardi destinati dal governo contro i 17 complessivi che insomma... Ora il punto è questo, insomma, cioè il punto è quali sono gli interventi che devono essere messi in campo perché il Paese non sia consegnato a un regime di povertà. E qua è il caso di dirlo, insomma, cioè la fascia di popolazione che si sta avviando verso una condizione di povertà aumenta sempre di più. Questo dato già dell'anno scorso, erano già 9 milioni gli italiani che rinunciavano alle cure mediche, e 9 milioni è un numero straordinario, non so se si rende l'idea. Anche i dati che abbiamo visto prima, come sempre nelle nostre spese ci sono le spese comprimibili e le spese incomprimibili. Ovviamente acqua, luce e gas sono spese incomprimibili, e quindi quando l'aumento casca su quelle voci è un onere che ho direttamente in capo. Certo. Agisco sulle spese comprimibili, su quelle che posso fare a meno di spendere, ma questo fare a meno di spendere consegna a larga parte del Paese una condizione di povertà, e quindi serve un intervento forte da parte dello Stato, che è la cosa che con la iniziativa pubblica, la manifestazione pubblica che faremo settimana prossima, chiederemo alle forze politiche che si candidano a governare il Paese, perché la condizione è davvero straordinariamente pesante. Certo, io riprovo perché vedo che c'è il segnale, vediamo se riusciamo a prendere questa benedetta telefonata. Pronto? Pronto? Oh, scusi signora, non riusciamo a prenderla. No, buongiorno, ben arrivata. Da dove chiama e come si chiama? Toscana, mi chiamo Elisabetta. Perfetto, dica tutto signora. Allora, intanto complimenti per questa trasmissione, perché permette di avere chiarezza e anche di farsi delle domande generali, quindi complimenti. Allora, io volevo fare una domanda molto semplice. Allora, io sento sempre parlare di pensioni integrate al minimo, di importi comunque che sono vicini al milione. Ora, la questione drammatica di cui io non vedo mai nessuno parlare è invece un'altra, pensioni contributive, cioè voglio dire, noi abbiamo lottato una vita per dei diritti e ci troviamo oggi una ragazza di 24 anni deceduta che lascia una reversibilità di 45 euro mensili come lavoratrice dipendente regolare per le sue 8 ore, addirittura pensioni che a breve saranno un 30, 35, 40% in meno di quegli importi che noi eravamo abituati a gestire, senza considerare le eventuali invalidità pensionistiche, dove oggi un ragazzo si può trovare con una famiglia, un mutuo e una patologia, diciamo così, gravissima, e nonostante abbia lavorato 20, 25, 27 anni, avere importi che possono essere di 200-300 euro.
Grazie. Grazie molte. La signora ha sottolineato un problema che è vero, stiamo parlando di pensionati di una certa età che sono andati in pensione un po' di tempo fa. Queste situazioni che si presenteranno sempre più, ne parlavamo prima fuori onda, viene da sorridere, che in realtà io lo dicevo con grande amarezza, perché quando poi arriveranno tutte queste persone in massa, i famosi baby boomer, sarà una tragedia. Qua stiamo parlando di numeri veramente, in cui quando si dice 1.000 euro, magari 1.000 euro, cioè no? Rispondiamo alla telefonata, prego. Sì, è assolutamente così. C'ha ragione la signora, bisogna anche vedere in proiezione. Ha assolutamente ragione la signora. Infatti uno dei punti della piattaforma che unitariamente come sindacato abbiamo avanzato al governo, poi ovviamente la discussione, il confronto si è interrotto per le ragioni che sappiamo, uno dei punti è proprio la pensione di garanzia per i giovani, cioè siccome noi andremo non solamente verso un cambio del meccanismo di calcolo, quindi contributivo anziché retributivo, diciamo una pensione rapportata ai contributi effettivamente versati, e là sarà da ridere, ma avremo da qua nei prossimi anni la condizione di persone che nel corso della loro vita hanno avuto rapporti di lavoro saltuari intermittenti, quindi non la continuità del rapporto di lavoro che è stata la caratteristica, diciamo, dei rapporti di lavoro nell'immediato dopoguerra, insomma, no? Il rapporto di lavoro era subordinato a tempo indeterminato. Certo. Nel corso degli ultimi anni, per una serie di norme che sono state, verrebbe dire, norme a volte sciagurate, che hanno regolamentato i rapporti di lavoro, è aumentata a dismisura la cosiddetta flessibilità dei rapporti di lavoro, parola nobile che molto spesso nasconde cose poco nobili, ma sta di fatto che soprattutto i lavoratori più giovani hanno rapporti di lavoro intermittenti, con delle interruzioni tra un rapporto di lavoro e l'altro. Ma bisogna lavorarci adesso per questa cosa qua, perché altrimenti... E ovviamente quando una pensione è calcolata sui contributi effettivamente versati, avere nel corso della vita lavorativa dei buchi contributivi significa un danno pesantissimo per il trattamento pensionistico, che è la ragione per la quale noi diciamo alla politica che va bene l'uscita a 40 anni, 41, 40 anni, 42 anni, ma chi dice questa cosa ancora parla al lavoratore standard degli anni 70, e cioè quello che aveva rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che nasce su un'azienda e muore nella stessa, diciamo, dal punto di vista lavorativo nella stessa azienda. Tant'è che noi chiediamo le pensioni di garanzia, perché sulla base delle proiezioni che abbiamo fatto, noi da qui a pochi anni avremo pensioni poverissime, ancora più povere delle pensioni povere di cui stiamo parlando. E quindi la cosa che provavamo a dire prima, cioè l'insieme delle questioni, crisi energetica, cambiamenti climatici, meccanismi di calcolo che sono stati introdotti qualche anno fa, rischiano di consegnare il Paese a una larga fascia della popolazione consegnate a una condizione di povertà. Assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità. Prima volevo solo mettere in onda in modo da fare una riflessione nel frattempo sull'altra slide, tassazione dei redditi da pensione, perché a tutto questo si aggiunge che a parità di reddito del pensionato paga più tasse del dipendente e quindi diciamo che è una questione molto molto pesante anche questa. La affrontiamo tra poco, state con noi.